Cominciamo. Eh sì, amici Perini, sono allegro, non era malinconico, vero? È l'amore di San Valentino, è l'amore per la musica, è l'amore per il Napoli. È un po' tutto perché voi siete Pasquale Anatriello, benvenuto sul canale. Ma non perdiamo tempo, perché se io poi resto con questo bambino in mano... Fammi salutare l'amico Tommaso Galli, che è il mio... Aspetta, fa il rumore... Solo Galli Strings, ma questo video non è sponsorizzato, ma loro mi sponsorizzano. Lasciate un like per il Napoli, fammi mettere troppo alto, ecco, si scende piano piano. E questo vuole essere un video speciale. Avevo pensato faccio un video di San Valentino per il Napoli, non lo so come mi potevo uscire, ma c'è stato un regalo fatto dalla Sampdoria, un po' inaspettato, se vogliamo. Voi siete abituati a questo sfondo, perché io sono Valerio Fluido da New York. Chi non lo sapesse, io lo devo anche ripetere ogni tanto. Si parte da un concetto, ecco, mettiamo le cose in chiaro. Io qua sono nato e cresciuto, ed è secondo me importante ribadirlo. Poi a volte è il tramonto, a volte quest'uomo qua che ci ha cambiato la storia, ci ha cambiato proprio il destino, ma resta quello che è l'amore per una maglia e per dei colori che hanno spesso sofferto tanto. E ancora una volta, se non fosse stato per quell'uomo di cui sopra, noi saremmo sempre quelli che sì, ogni tanto delle belle cose vince, eccetera, però non si vince ed è difficile vincere. Quest'anno mettiamo una cosa, facciamo tabula rasa, ecco, tabula rasa, si ricomincia da capo, si svecchia tutto, però sempre con un Ambrabam. Apprezziamola questa classifica quando mancano ancora 16 giornate, quindi noi non gridiamo vittoria perché non è il caso farlo, però 16 giornate, il campionato, quei famosi fatti, il campionato è ancora lungo, adesso a gennaio comincia un altro campionato e dopo i mondiali il Napoli si squaglia, le squadre di Spalletti e così, e poi sono gli inesperti e poi l'andazzo del girone d'andata si era visto, e noi con grande onestà abbiamo detto questo è un anno dove ci devi provare, ci devi magari riuscire, e adesso siamo ad un bivio, perché io l'ho guardata bene la partita dell'Inter e ho visto una squadra che ci ha provato, non è che non ci ha provato, non possiamo dire che l'Inter è alla frutta. C'è il rammarico perché se al posto della Sampdoria ci fosse stato il Napoli ieri, probabilmente gli avremmo fatto 4 palloni, però loro hanno sbagliato parecchie cose di loro, avrebbero potuto vincere la partita. Non ci interessa, ecco, non ci interessa. Mi interessa con un Ambrabam, però che bella la classifica, una classifica che fa innamorare. Con un Ambrabam tattico, se io vado, perché adesso c'è un dubbio che a Tanaglia, ne abbiamo cominciato a parlare anche con gli amici abbonati, questa è la settimana dove si comincia a vedere un po' la Champions, e mi rendo conto che è difficile dirlo perché usciamo dalle coppe per concentrarci sul campionato. Questa l'abbiamo sdoganata, che non dobbiamo uscire volontariamente dalle coppe per concentrarci sul campionato, al punto che qualcuno dice addirittura mettiamo le riserve con il Sassuolo per andare a vincere in Champions. Allora che facciamo? Usciamo dal campionato per concentrarci sulla Champions? Nemmeno è giusto. Un rumore, è notte, non mi convince questo. Aspetta, mo vengo. Ma non saprei, beviamoci su perché... Insomma, dove eravamo rimasti, su addirittura il turnover, perché adesso fa banco e batte bandiera nigeriana. Il discorso del turnover, perché risparmiare un po' le forze. Secondo me, ragazzi, noi dobbiamo capire quello che Spalletti è riuscito a insediare nelle testine. Spalletti ha parlato molto nella testina dei giocatori, e non dobbiamo rischiare, perché poi se stacchi la spina non sai se riesci a riattaccarla.
e potrebbe essere poi problematico e tragico. Capisco entrambi i lati, i punti di vista. Adesso noi vediamo, perché è una settimana importante. Capisco tutti e due i punti di vista. Capisco che sono il primo che dice non può giocarle tutte Di Lorenzo, e lo sappiamo che poi magari arriva quel momento in cui puoi underperformare perché sei esausto. Però c'è un discorso diverso quest'anno, che noi quest'anno stiamo lassù e la rincorsa che ti sfianca, e lo state vedendo con le avversarie, con le nostre avversarie, le sorelle, le cugine, le madri e i padri, è quella rincorsa lì che ti stanca, e allora non trovi le forse è Rob il Ramonezzo, sì, ecco, il Monnezzaro. Insomma, rincorrere Logora, inseguire, ti stanca, ti sfianca, ed è lì, facciamo un bel video con i rumori come ai vecchi tempi, ed è lì che probabilmente poi puoi avere dei problemi. Facciamo invece un altro discorso. Spalletti ci ha dimostrato che con la settimana, con la settimana tipo, vabbè, è troppo i rumori. Lasciate un like per il rumore e scrivetemi sotto nei commenti la frase d'amore per il Napoli, perché è un Napoli che mi fa innamorare. I giocatori in copertina ieri sono andati al film di Siani, non so, e vestivano tutti la maglia, perché mi sa cosa più azzurro possibile, blu notte, è notte. Però voi dovete capirmi, anche se alcuni video vanno a braccio, perché è un martedì pazzesco, ci sono i rumori e sto tutto contento perché il Napoli è primo in classifica a più 15 ed è un margine importante. Quindi il discorso che noi dobbiamo capire è che Spalletti con la settimana tipo ci ha fatto capire chi sono i titolarissimi. Se adesso improvvisamente ci viene a fare una formazione dove ne cambia 5 o 6, lanci un messaggio, dici vabbè con Sassuolo tanto in qualche modo la vinciamo, lanci un messaggio sbagliato, e non è il caso di dare una speranza a questi qua che ci stanno inseguendo e che questo stanno aspettando giustamente dal loro punto di vista, che il Napoli ciampa, che il Napoli scivola, le arrampicate sugli specchi di gente che deve rientrare nella corsa scudetto e non ci riescono, e ci provano e non ci riescono. Quindi io non vorrei dare questo segnale a quelli che poi vanno a fare la partita. Col turnover noi con la Cremonese la stavamo anche aggiustando in Coppa Italia, però poi Beresischi, quel loro Ruccio, insomma non ce lo possiamo permettere. Questo è un anno, siamo in vantaggio di 15 punti, benissimo, li dobbiamo mantenere fino alla fine, dobbiamo pensare di poterlo ammazzare questo campionato, non voglio sentire niente, però era una stagione particolare. Dobbiamo essere talmente superiori, come lo stiamo dimostrando, da fare record, da entrare nella storia, i punti, i gol, gli assist, distruggere tutte le barriere mentali possibili e immaginabili, e così da creare una mentalità anche per il futuro. Vogliamo vedere se si può creare un ciclo, vogliamo vedere se i giocatori non vogliono necessariamente lasciare Napoli perché a Napoli si vince e c'è la mentalità vincente. Vediamo se si riesce a fare questo discorso qua. E ti devi imporre e devi diventare la squadra più sorprendente dei 5 campionati europei, perché poi noi tra di noi lo sappiamo che la Serie A è diventata un po' scarsa, ma nel resto del mondo non lo sanno e il Napoli risulta formidabile. Detto questo, io non è che la Champions la voglio assolutamente, lo sapete quanto sono europeista e quanto è importante per me che sto all'estero che il Napoli vada avanti in Champions, ancora più importante. Mi fanno la domanda: che preferisci, lo scudetto o la Champions? Io rispondo la Champions senza esitare, perché è lì che poi si entra nel gota del calcio. Far giocare i titolari anche in Champions, non è detto che poi in Champions devi fare turnover, no. Ricordiamo che sono andati benissimo Simeone e Raspadori in Champions, però perché non c'era Osi e c'erano altri tipi di alternanza. Si può usare Oliveira, si può usare Elmas, va benissimo, giocatori europei, giocatori che hanno un'abitudine anche alle partite internazionali, e va benissimo, ma l'impianto di squadra, quello Kim, Rachmani, Di Lorenzo, anche Salobot, Gazieliski, Kvaratskhelia, non puoi rinunciarvi, Cici, non puoi rinunciarvi. E il discorso che dobbiamo fare: siamo top player o no? Siamo una squadra top europea oppure no? Perché se lo siamo,
andiamo a vedere le altre squadre top europee e voglio vedere quanto loro rinunciano ai giocatori più importanti. Quando sono i top player, sono giocatori che le fanno tutte, fanno 70 partite in stagione e bene o male quella è la formazione, poi li alterni, poi hai le 5 sostituzioni, ma non dovremmo secondo me crearci il problema del turnover adesso che il Napoli è in fiducia, adesso che sembra che tutto vada bene, perché poi crearci questo problema? Guardate che succede questa settimana. Prima di tutto ci dobbiamo guardare e San Valentino, se le innamorate, gli innamorati rinunciano al partner, alla serata col partner per guardarsi Milan-Tottenham, me lo dovete dire voi nei commenti. Cioè Milan-Tottenham, ma dobbiamo scegliere quale guardarci perché ci potrebbero capitare. È importante vedere le italiane anche per capire quello che possono fare in futuro. Però Club Brugge Benfica, vedete, Borussia Dortmund Chelsea, vedete che poi potrebbe uscire un Benfica o un Brugge, vedete Barcellona, Manchester United, eccetera eccetera eccetera. C'è poi la Roma, questa è l'Europa League, non ci deve interessare. Poi c'è subito Sassuolo Napoli, che è una partita, non prendiamola sotto gamba, veramente non perdiamola sotto gamba, perché Sassuolo storicamente anche dà fastidio al Napoli, escono partite strane, non mi va, c'è un margine incredibile, non mi va, dobbiamo essere sul pezzo e dobbiamo farli avvilire, lo disse Spalletti, dice vi faccio stressare io a voi, gli altri si devono stressare, si devono affannare, giochiamo prima noi, abbiamo vinto una voi, adesso che cosa fate? Vi arrendete o cacciate l'anima da fuori a sac? Capite quello che è un discorso complicato, ma lo dobbiamo capire. Dopodiché ci vediamo Milan-Monza, Berlusconi, Pullman, eccetera eccetera, Inter-Udinese, lascia il tempo che trovo, perché poi l'Atalanta che si sta comportando bene, c'è Atalanta-Lecce eccetera eccetera, la Spezia, Juventus, Roma, sì. Ma poi quando noi poi nella settimana che ci interessa con l'Eintracht Francoforte, che è una partita tosta, fatemelo ripetere, c'è Liverpool-Real Madrid, guardate che succede e lo sapete bene, Empoli-Napoli, poi comincia anche la MSL, quindi ci dobbiamo vedere il Toro, ma poi c'è Milan-Atalanta, signori, quest'anno ci divertiamo. Quest'anno io non voglio mollare niente, per questo sono ancora avvilito per la Coppa Italia, che era un bel trofeo da portare a casa. Non voglio mollare la Champions, onestamente vi dico che è difficile che una squadra che non ha mai superato gli ottavi poi improvvisamente vada fino in fondo, però è un'annata particolare, sono stati i mondiali, c'è una squadra di giovanotti che sono terribili e quindi perché no? Questo non vuol dire fare turnover in Champions e concentrarsi sul campionato o viceversa, è la stagione, non è la singola competizione, è la stagione che è importante. Spalletti si fida di questo gruppo e ha trovato degli equilibri e nessuno si fa venire il mal di pancia, che gioca pure un po' Demme, parla di Gaetano e parla pure di Zedadga, sono tutti mentalizzati, vanno a vedere i film di Siani e Gollini e mentalizzatissimo. Facciamo i top player, facciamo la top squadra europea che affronta tutte le competizioni senza paura, e se dovesse capitare un affaticamento, un raffreddore o qualsiasi altro tipo di cosa, si fa di necessità virtù di volta in volta, come Spalletti ci ha insegnato. Proviamoci. Io sono innamorato del Napoli. E voi? Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia. Io me li fai. Sono Saveri da Soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.